Una buona giornata, così è andata la 16ª, vediamo i risultati. Riello Legnago Arzignano 1-0, Miranese Montebelluna 0-0, Donada Manzanese 1-0, Progorizia Rovereto 2-1, Bolzano Conegliano 5-0, Cairano Bassano Virtus 1-0, Valdagno San Donà 2-3, Sevegliano Treviso 0-0, Centro del Mobile Benacense Riva 0-0. La classifica dopo 16 giornate è la seguente: il Valdagno è ancora al comando con 25 punti, ma il San Donà lo segue a una lunghezza, 24, Treviso 21 punti, Bassano Virtus 20, Cairano 19, Sevegliano 18, Arzignano, Centro del Mobile, Donada e Miranese 17 punti, Bolzano 15, Montebelluna, Riello Legnago 14, Progorizia 13, Manzanese Rovereto 11, Conegliano 8 e Benacense Riva 7 punti. E vediamo subito il servizio relativo alla prima sconfitta in terna del Valdagno contro la seconda in classifica, il San Donà, il 2-3 maturato allo stadio di Valdagno. Ci commenta la partita Andrea Fabris. Fontana Sport, il punto vendita più qualificato per il calcio. Garanzia di professionalità e specializzazione. È la giusta scelta per uno sportivo. Fontana Sport vi aspetta nella nuova sede in via Pasubio 80. San Donà di Ezio Glerian. I lanieri quest'oggi in maglia amaranto si sono fatti sconfiggere dopo essere stati per 2 volte in vantaggio con Sambo. Alcune disattenzioni difensive sono costate molto care agli uomini di Stevanato. L'equilibrio sostanziale dei valori espressi dai 22 in campo è stato spezzato da questi episodi. Partenza a sprombattuto del Valdagno che al 7° è già in vantaggio. Savino a pochi passi da Cecconi non conclude. Ci pensa Sambo a sbloccare il risultato. La gioia dei lanieri dura solo 8 minuti. Al 15° infatti Meacci approfitta di un errore in fase di chiusura da parte di Iacuzzi ed offre a Bonafin che realizza il pari. Al 22° punizione di Mantovani per la testa di Sambo, salva l'estremo ospite. Alla mezz'ora grande azione del Valdagno. Pallone in profondità di Mantovani per Guiotto che salta il diretto avversario e cesella un assist trasformato da Sambo. 34° ed è di nuovo pari, corner dalla sinistra, mischia in area e rete di Gotti. Ripresa, siamo al KO definitivo. Sulla destra Fuggeseno che offre al solissimo Bonafin. Il numero 10 veneziano viene steso da Montani. Penalty ineccepibile realizzato dal capocannoniere del girone Meacci. Il Valdagno si getta generosamente in avanti in maniera forse poco lucida. Al 20° Grotto per Guiotto, il cui tiro è bloccato dall'estremo veneziano. Al 22° Guiotto offre per la testa di Sambo, para Ceccon. 31° nuova palla per Sambo, il cui tiro finisce alto. Al 34° l'occasione più nitida per agguantare il pari. Mantovani offre un assist meraviglioso a favore di Sambo, sfera sopra la trasversale. Al 35° Grotto viene espulso per somma di ammonizioni dopo un fallo su Bonafin. Al 41° punizione di Mantovani appena a lato. A tempo ampiamente scaduto Zandonai tira rasoterra di sinistro, Ceccon para sicuro. Al termine i commenti degli allenatori Stevanato e Glerian. Credo che le due squadre abbiano dimostrato di valere questa classifica, hanno avuto degli atteggiamenti che hanno reso la gara interessantissima e sicuramente da categoria superiore. Noi avevamo l'occasione, visto il doppio vantaggio, di poter giocare anche un tipo di gara tatticamente diversa e abbiamo commesso sicuramente degli errori che poi hanno portato a questa sconfitta. Siamo curiosi di venire qui a confrontarci con questa squadra che sapevamo fatta per vincere, ben messa in campo perché ha dimostrato anche oggi di essere una squadra forte, ben impostata. Poi tra l'altro conosco Stevanato e lo stimo. Ecco, è stata una partita molto bella, molto intensa da tutte e due le parti. Siamo riusciti noi anche con un po' di fortuna a portare a casa il risultato pieno e siamo contenti.